Ciao a tutti Piadaroli, allora questa sera faccio un bel vlog, visto che comunque non è che ne faccio così di frequente, anche perché volevo ringraziarvi per essere arrivato ai 1200 iscritti. È un bel traguardo, non me lo aspettavo così velocemente, sinceramente, cioè avendo cominciato comunque a caricare video da metà dicembre. Per cui comunque volevo ringraziarvi per la fiducia, anche se non è che vedo una tantissima partecipazione per il numero di iscritti che ho, nel senso che comunque avevo fatto anche un annuncio con come chiamarlo? Non mi vengono le parole, porca boia. Comunque con un sondaggio per vedere cosa vi interessava del mio canale, ho ricevuto tipo 35 risposte su 1100 e passa che avevo quel tempo lì. E comunque mi piacerebbe avere un po' più di pareri, insomma, perché 35 su 1100 capirete che è un po' pochino. Cioè voglio capire un pochettino qual è la cosa che vi interessa di più, anche se adesso ultimamente, come avete visto, carico un pochino meno perché sono parecchio incasinato nella vita reale, per cui cerco comunque di mantenere attivo il canale nel limite delle mie possibilità, considerato che comunque c'è un lavoro a tempo pieno e degli affetti eccetera da tenere dietro, insomma, oltre che le mie passioni, per cui non è sempre. Per cui vi invito comunque, a chi non l'abbia già visto, lo tengo sempre in primo piano, ad andare a vedere questo sondaggio che ho fatto, quello dove poi ho presentato anche i miei pappagallini, insomma. E poi ho fatto questo vlog anche perché volevo dirvi praticamente che adesso qualcuno l'ha già notato, mi hanno rilasciato una partnership, un po' di quelle che sono appena nate, quindi una partnership un pochettino così, insomma, non è proprio ai livelli di quelle di YouTube fighe, anche perché poi essendo comunque agli inizi non è che uno può pretendere chissà cosa, però comunque mi permette di personalizzare un pochettino di più il canale. Adesso ci sto lavorando anche per queste cose qua, adesso le anteprime le devo studiare, di video eccetera, però comunque mi permetterà di fare delle cose carine. Un po' la rottura per voi sono le pubblicità, molte si possono saltare, però comunque mi sembra che sia una cosa che lo rende un pochettino più, chiamiamo tra virgolette, professionale. Adesso ho ripreso molto a giocare a Warcraft, la sera ho trovato comunque delle persone che ci giocavano da tempo, che hanno riscoperto la voglia di giocarci, quindi adesso posterò un pochettino di più anche di partite di multiplayer che magari possono essere un po' più interessanti rispetto alla campagna, perché la campagna io vedo che molti nuovi iscritti non l'hanno molto guardata. La campagna è bella, la storia, io la sto mettendo non tanto per far vedere che sono bravo a giocare al difficile, poi anche per quello in parte, però comunque c'è tutta la storia dei personaggi, delle unità che vengono usate, e comunque secondo me è molto bella da seguire. Cioè io adesso sto costruendo una mappa del canale che può essere molto intuitiva, che metterò anche un link nella home page, e in ogni video comunque troverete il link per andarci in questa mappa, dove praticamente potrete tramite questo video che caricherò andare a scoprire tutte le varie aree del mio canale. Quindi ci saranno dei macro argomenti praticamente, dove tipo Warcraft, tipo Shogun, tipo Worms, che tra l'altro adesso caricherò un po' più frequentemente perché ho visto che ha avuto abbastanza, cioè vi è piaciuto parecchio e poi piace molto anche a me come gioco. Eredan eccetera, quindi ogni videogioco avrà la sua area privata, e poi dopo all'interno del gioco ci saranno tutti gli argomentini tipo campagna, multiplayer, eccetera eccetera eccetera, in modo tale che sia una cosa un pochettino più, cioè almeno che anche i nuovi iscritti non si perdano i video vecchi che ho fatto, insomma, che comunque incuriositi andassero a vedere i video vecchi. Per cui vi invito anche con questo blog, insomma, a visionare comunque le cose che ho fatto in passato, anche se non hanno la qualità di adesso, cioè non è che adesso abbia una chissà quale qualità, però comunque in passato era ancora peggio nei primi video che ho fatto, i primi 100 video poi tra l'altro. Per cui comunque mi sembrano un po' sprecati se non andate a rivedere. E niente, tutto qua, quindi praticamente mi premeva ringraziarvi per i 1200 iscritti e dirvi che comunque questo canale ha cominciato a diventare un pochettino più professionale, e di seguire un pochettino anche i video che ho già fatto senza aspettare solamente i nuovi, e di coinvolgervi in quel video, in quel sondaggio che ho fatto per sapere il vostro tasso di gradimento rispetto ai miei video. Tutto qua, quindi vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti Piadaroli.